Le 7 bare l'una accanto all'altra, ricoperte da una cascata di fiori e sopra appoggiate le foto di Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentina Obadi e Alfredo Barbieri. I feretri vicini anche nell'ultimo saluto, come vicine sono state le 7 vittime in quel maledetto viaggio lungo la A4. In migliaia si sono riuniti allo stadio Nicoletti per dire addio all'ex sindaco di Riccione, ai ragazzi e agli educatori del centro 21, per ricordare i loro sorrisi, il loro impegno verso gli altri, ma anche per dire loro grazie, come fatto durante l'omelia dal vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi. Il primo grazie lo vorrei rivolgere ai nostri indimenticabili fratellini e sorelline, che noi diciamo con parola incespicante scomparsi, perché non li vediamo. Eppure non sono né dispersi né si sono resi latitanti, perché Gesù è risorto e li ha messi in grado di vederci e di ascoltarci. E poi via via un grazie, anzi 7 grazie per ognuna delle vittime, ricordate attraverso momenti di vita. E allo stadio Nicoletti ha voluto essere presente anche il sindaco di San Donà, sin da subito vicino alla comunità di Riccione. Noi del Veneto abbiamo avuto la possibilità di conoscere delle vite straordinarie per le esperienze di vita autonoma di persone con disabilità, per la testimonianza di un ex sindaco che ha deciso di interrompere la vita amministrativa e di dedicarsi all'attività di volontariato, insomma tanto che credo proprio ci farà riflettere a lungo e anche poterne trarre esempio.